Quando ci mettiamo a cercare qualcosa che è difficile da trovare, che ne so, qualcosa di troppo piccolo in un luogo troppo grande, oppure una persona immensa, una folla immensa, insomma una cosa che già sai che non troverai, perché l'impresa è difficile, assai difficile, in italiano diciamo... È come cercare l'ago in un pagliaio. Quanto è bella, avete visto? L'ago nel pagliaio. A Napoli no. A Napoli tutto è un po' più scenografico, più storico. Lo stesso concetto lo si espone con un proverbio completamente diverso, che è questo. Vai trovando a Cristian dei Lupini. Ma che vai trovando a Cristian dei Lupini? Cristin dei Lupin. Vedete com'è chiara l'immagine in italiano? C'è un ago, c'è un pagliaio, l'ago va finito pagliaio e non lo trovi più, perché è difficile, è difficile. In napoletano la cosa cambia. Perché? Perché l'italiano non fa riferimento ad un fatto accaduto, a una situazione reale, ad un ricordo. No, l'italiano fa riferimento a un'ipotesi, a una cosa immaginaria, appunto ipotetica, che si potrebbe realizzare. Il napoletano no. Il napoletano è una lingua concreta, una lingua che prende spunto dai fatti reali, storicamente accaduti. Ed uno di questi fatti spiega perché noi diciamo... Vai trovando a Cristian dei Lupini. Ma che vai trovando a Cristian dei Lupini? Attenzione, vi avviso che per lupino non si intende né il frutto di mare e nemmeno il frutto di terra, ma lupina non è altro che una sintesi dell'articolo che si unisce al sostantivo, ovvero lupino. Il pino si intende appunto l'albero di pino. Allora ci troviamo a Betlemme intorno all'anno 0. I contadini, i pucurelli e i pastorelli stanno davanti alla grotta per ammirare un bambiniello, per ammirare Gesù. Arrivano anche i re magi che appunto portano oro, incenso e birra. mirra, no birra, mirra. Vabbè, fino a qui la storia la conosciamo. Però i re magi, oltre a portare i doni, portarono pure una brutta notizia. Si pigliarono a Giuseppe sotto il braccio e gli dissero: Giuseppe, Erode ha saputo che è nato il re dei re, ha paura e lo vuole uccidere. Hai capito, Giuseppe? Giuseppe, Erode vuole uccidere tutti i bambini sotto i 2 anni. Disse Giuseppe, già mo' ho capito. No, dice subito, chiamò la Maria e disse a Maria, ce n'ha mai. I re magi dissero, fuggite in Egitto, là sarete al sicuro. Poi i re magi ancora dissero, non percorrete la strada principale, perché la strada principale ovviamente è piena di soldati, chi appena vedono un bambiniello lo uccidono. Dovete percorrere una strada secondaria che noi vi indicheremo. Sì, arrivate un po' più tardi, ci mettete un po' più di tempo, però almeno arrivate sani e salvi. In questa strada incontrerete radure, incontrerete deserti, fiumi, boschi, però almeno arrivate. Così la Sacra Famiglia si incamminò, ovvero la Madonna salì sull'asinello, Gesù in braccio alla Madonna e Giuseppe a Pietro. Come avevano detto i re magi, incontrarono deserti, fiume, radure e anche un bosco. Mentre si stavano inoltrando in questo bosco, si accorsero che 2 soldati li stavano inseguendo. In realtà uno di loro aveva capito che Maria teneva un bambiniello in braccio e ha detto poi mo lo andiamo a uccidere. Ma questo bosco era fitto, ma dico fitto di pini, ovvero di alberi di pino. Erano pineti in sostanza. Questi pini facevano ombra da ogni parte, confondevano la visuale. Insomma, in questa pineta non si vedeva niente. I soldati continuavano a cercare, mandavano avanti e indietro senza trovare nulla perché non vedevano nulla. In effetti, in quelle condizioni,
non avrebbero mai visto Cristo in dei lupini, ovvero Cristo tra i pini, ovvero nella pineta. Questa storia è arrivata fino a noi e noi napoletani ne abbiamo fatto tesoro e abbiamo creato questo proverbio che in sostanza la ricorda. Ma pure voi, ricordatevi. Ricordate di iscrivervi al canale. Mo' vi è piaciuto o non vi è piaciuto il video? Vi lo ricordate o non vi ricordate il proverbio? Vado a iscrivervi al canale. È una cosa fondamentale. Mi raccomando, vi voglio bene. Ciao. Vai trovando a Cristian dei lupini. Ma che vai trovando a Cristian dei lupini? Ma vai trovando a Cristian dei lupini. Vai trovando a Cristian dei lupini.